Brasile chiama Belluno. Questo in sintesi l'obiettivo dell'incontro tenutosi presso la sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo lunedì 24 giugno. Il presidente ABM Oscar De Bona ha organizzato una riunione tra diversi imprenditori brasiliani con radici venete e italiani. Per il Brasile erano presenti Gregory e Maximino Tormen, oriundi bellunesi e residenti ad Erechim, nello stato del Rio Grande do Sul, mentre Belluno era rappresentato da Paolo Costa, Oreste Tormen, Diego Morlin e Pietro Renon. Presente all'incontro anche il direttore di Confindustria Belluno Dolomiti Marco Malchiori e il consigliere ABM Patrizia Madalozzo, che ha fatto da interprete con il direttore Marco Crepaz. Siamo qui perché vogliamo fare business con gli imprenditori bellunesi. Il Brasile offre grandi opportunità e anche da parte dello Stato ci sono incentivi per la costruzione di nuove imprese. L'intervento di Maximino Tormen, che ha continuato sottolineando come l'Italia, nella situazione attuale in cui si trova, può trovare nuovo ossigeno attraverso i contatti presenti in Brasile. Gli ha fatto eco De Bona: non dobbiamo perdere questo treno, abbiamo la fortuna di avere un legame di sangue con questi imprenditori brasiliani, ne va del futuro del nostro paese. Ci sono molte difficoltà per via dei dazi ed anche per il fatto che il Brasile sono già avanti con lo sviluppo. Ciò non toglie la possibilità di creare joint venture, l'intervento di Malchiori. Io credo in questo contatto e sono certo che con la costanza e la partecipazione i frutti si vedranno presto a beneficio della provincia di Belluno, ha voluto aggiungere Paolo Costa, titolare della Cuprum. In Brasile le possibilità sono infinite, ma bisogna affrettarsi perché, come ha evidenziato Maximino Tormen, i cinesi si stanno espandendo proponendo soluzioni di qualsiasi tipo. Noi vogliamo trattare con gli italiani e soprattutto con i veneti, dato il legame che ci unisce e conoscendo molto bene la professionalità, l'eccellenza e lo sviluppo presenti in Veneto. Gli imprenditori bellunesi sapranno cogliere le opportunità offerte dal nuovo mondo? Da parte del Brasile, quello con cuore veneto, le porte sono aperte.